Antenna 3 festeggia i 40 anni di trasmissione riconosciuti dalla città di Treviso come un premio per l'impegno al servizio dei cittadini. La consegna del riconoscimento nelle mani dell'editore Filippo Yiannakopoulos. Essere al servizio dei cittadini è la nostra missione, continueremo su questa strada, così l'editore Filippo Yiannakopoulos ha ribadito l'impegno di Antenna 3 che consolida il suo legame con il territorio. Autonomia del Veneto, atteso ora il primo passo verso l'intesa. Zaia si sta scrivendo una pagina storica, si passa da un paese centralista ad uno federalista. Completate questa mattina le operazioni di trasferimento dei richiedenti asilo alla ex base di Coneta, i migranti ricollocati in altre strutture nell'ambito di un progetto di accoglienza diffusa. Orrore a Chirignago, abusava sessualmente delle bambine che la moglie accudiva come babysitter, pensionato di 74 anni condannato a 6 anni di reclusione. Presidio contro la carenza dell'organico dello Spisal dell'Uls 3 davanti all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Il sindacato, la regione aveva promesso l'assunzione di 30 nuovi tecnici per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Da Assisi a Cracovia, Roma, Betlemme, Napoli, lo storico presepe di Tesero è arrivato a Spinea, all'inaugurazione presente anche la comunità islamica. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In apertura i 40 anni di Antenna 3 che oggi sono stati celebrati dalla città di Treviso, città che ha voluto riconoscere questo impegno al servizio dei cittadini con un premio consegnato all'editore Filippo Yiannakopoulos. In occasione del 40° di fondazione, a nome della comunità trevigiana ho il piacere di consegnare il presente attestato ad Antenna 3 Nord-Est, quale ringraziamento per l'importante presenza nel territorio e per la capacità di raccontare la città, vivendo la sua trasformazione a fianco dei trevigiani e documentandone l'evoluzione, con serietà, professionalità e impegno, e per il fondamentale e qualificato servizio di informazione a favore dei cittadini, unitamente ai programmi di approfondimento, valorizzazione e recupero delle tradizioni e di cultura. Grazie per essere la televisione di tutti i trevigiani. Con stima, Mario Conte. Grazie mille. 40 anni di informazione, 40 anni in prima linea a raccontare un territorio che da Treviso si è allargato fino a comprendere l'intero nord-est, e la città di Treviso, dove tutto è nato, ha voluto rendere omaggio ad Antenna 3 con un riconoscimento consegnato stamane dal sindaco Mario Conte all'editore Filippo Yiannakopoulos. Una pergamena, ma anche la targa della città di Treviso, assegnati nella sala affreschi di Palazzo Rinaldi, quella dove si celebrano i matrimoni, quasi simbolicamente a sottolineare quel legame tra i trevigiani ed Antenna 3, l'emittente che ha dato voce a generazioni di cittadini, crescendo con loro, analizzando i cambiamenti di un territorio profondamente cambiato da quando gli studi erano al 19° piano del grattacielo di via Pisa. Un riconoscimento, quello consegnato oggi, che potrebbe essere l'antipasto di un altro premio, il Totila d'Oro, per il quale Antenna 3 è candidata e che andrebbe a coronare i 40 anni di attività nell'informazione. Queste celebrazioni dei 40 anni dureranno un anno intero. Quindi dal punto di vista di Antenna 3 abbiamo messo su una trasmissione che racconterà la Marcord di quello che eravamo, di come siamo stati per 40 anni, e andremo avanti tutto l'anno con eventi speciali, quindi è un anno di festa che ovviamente deve essere un anno di festa per tutti i cittadini se vogliono celebrare con noi, perché alla fine i veri protagonisti sono loro. E la consegna del riconoscimento ad Antenna 3 è stata anche l'occasione per l'editore Filippo Yiannakopoulos per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questi 40 anni per rendere grande questa televisione, ed anche l'occasione per ribadire l'impegno al servizio dei cittadini per gli anni a venire. Io ho 42 anni e Antenna 3 ne ha 40. Quindi significa sostanzialmente che io sono l'ultimo passetto di una storia che è sempre stata legata a doppio filo alla città di Treviso, al Veneto, al nord-est, una storia che è stata fatta soprattutto da persone, ma da tante persone che si sono seguite negli anni. Bisogna assolutamente dire che questo premio, questa riconoscenza, questo radicamento della città di Treviso poggia sulle spalle di tutte le persone che hanno costruito il marchio Antenna 3, soprattutto a tutti i dipendenti
di Antenna 3, del nostro network Media Nord-Est. Ormai ne abbiamo più di 100, compresi e divisi in 6 sedi, ma quando parliamo di Antenna 3 di tutti quelli che hanno contribuito a far nascere e crescere la perla del nostro palinsesto, che è il telegiornale, soprattutto quello di Treviso, che vi ricordo come share batte anche i canali RAI quindi è un unicum a livello nazionale Antenna 3. Mi viene da fare un ringraziamento a tutti i direttori che si sono susseguiti, ma da ultimo uno particolare anche a Tiziana Bolognani, che aveva traghettato sostanzialmente nel periodo più difficile Antenna 3, a tutta la gente che lì si è tagliata lo stipendio, sostanzialmente ha accettato le condizioni di lavoro difficili in quegli anni dove non c'erano risorse purtroppo, e poi alla fine, quando siamo entrati noi, abbiamo fatto questa operazione industriale che ha portato alla creazione di un network, che è il network Media Nord-Est, che ha sfruttato economie di scala, che è il primo network nel Nord-Est di gran lunga per ascolti, per numero di dipendenti, per sedi, per edizioni di telegiornale, e abbiamo dato una solidità, e quindi di nuovo al direttore Baccialli, al vice direttore, tra l'altro freschissimo di nomina, Ferdinando Avarino. Quindi è un grazie che si estende a tutti i protagonisti reali di questa televisione, che è viva solo se poggia sulle persone. L'impegno che mi prendo io dal punto di vista editoriale di dire che per i prossimi 100 anni Antenna 3 sarà a servizio della cosa più importante che abbiamo, cioè il cittadino. Torniamo a parlare dell'autonomia del Veneto. Con l'approvazione dell'autonomia questo governo verrà ricordato come il governo della vera riforma storica. Così il governatore Luca Zaia sulla firma ormai imminente della bozza d'intesa sull'autonomia attesa a ore. Sentiamo. Ore decisive, la bozza d'intesa sul tavolo del Premier Conte, pochi centimetri a un traguardo storico. Il ministro per gli affari regionali Erika Stefani, che preme per avere il via libera all'autonomia entro domani, al vaglio del Presidente del Consiglio le richieste di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Parla di riforma storica il governatore Luca Zaia, fiducioso che si stia per passare dalle parole ai fatti dopo le dichiarazioni del vice premier Matteo Salvini, secondo cui il Consiglio dei Ministri sta per compiere il primo passo del percorso verso maggiori competenze alle 3 regioni. Ma direi di sì, anche perché la fonte autorevole va nella direzione che tanto afferrata, abbiamo lavorato tanto, il progetto del Veneto lo si sa, è il progetto originario ed è il primo ad essere stato concluso. Il fatto che ci sia finalmente questo passaggio in Consiglio dei Ministri ci permette di dire che dopo l'approvazione della famosa intesa, che non è altro che la bozza di contratto tra la Regione del Veneto e il governo italiano, l'autonomia dovrebbe avere inizio concreto. Stiamo parlando sempre comunque di 23 materie come previsto. 23 le competenze, ribadisce il governatore, con un'impostazione chiara anche sul fronte della tassazione. Noi abbiamo iniziato questo processo, è pur vero che se si trasferiscono le 23 materie, 9 decimi giubilei di tasse che tornano a casa ci sono, perché comunque gestiamo le competenze. A Cona ora, perché sono state completate questa mattina le operazioni di sgombero dell'ex base di Conetta. Vediamo. Le ultime partenze questa mattina alle ore 9. Da oggi nel lab di Conetta non c'è più nessuno. Un silenzio tombale, un paio di ciabatte di gomma abbandonate all'esterno è ciò che rimane della presenza dei migranti ospitati nell'ex base militare col trasferimento delle ultime 50 persone dalla struttura fatiscente che era arrivata ad ospitarne fino a 1500. La chiusura, secondo quanto disposto dal Ministero dell'Interno, è stata possibile grazie all'attività svolta dalla Prefettura, riferiscono, con il ricollocamento dei migranti in altre strutture nell'ambito di un progetto di accoglienza diffusa. In particolare, dallo scorso settembre, le presenze sono state ridotte di oltre 200 unità, raggiungendo con oggi l'obiettivo del Ministro dell'Interno di svuotare Cona come Bagnoli per le feste natalizie. L'avevamo promesso, l'abbiamo fatto, il commento del Ministro Salvini. Abbiamo rispettato gli impegni della campagna elettorale e le tempistiche. Abbiamo fatto crollare il numero di sbarchi, meno 80%, combattuto chi lucrava sui flussi incontrollati, smantellato i grandi centri di accoglienza, approvato il decreto sicurezza. Dalle parole ai fatti, ha concluso Salvini. Un plauso dal governatore Zaia.
Grazie a Matteo Salvini che ci permette di dimostrare che gli impegni che vengono presi sono anche onorati. Mi complimento con lui, ha continuato Zaia, che come Ministro degli Interni ha veramente impresso un cambio di passo a tutto il tema della politica dell'immigrazione e penso che il risultato più tangibile sia quello di vedere questi 2 centri chiusi. Il provvedimento di sgombero prevede che i migranti siano trasferiti fuori dal territorio veneto, divisi in nuclei di poche persone che saranno accolti in strutture idonee. Ed ora sentiamo le reazioni dei residenti e dei negozianti. Nessun particolare festeggiamento tra i cittadini per lo svuotamento definitivo di Conetta, nonostante siano tutti concordi nel dire che una situazione così non poteva essere portata avanti a lungo. Bene per Conetta, anche perché visti gli abitanti e tutto era una cosa un po' vergognosa. Bloccano le strade e tutto e si sentono padroni, si sentono di governare, insomma. Questo non fa molto piacere anche perché creano traffico, e purtroppo sì, non gli si fa grandi cose. Sì, sono abbastanza contento che se ne siano andati. Ha deciso così il governo e prendiamo così, insomma. Tanto hanno fatto dei lavori qua, ha illuminato il paese un po'. Non hanno mai fatto niente, siamo stati contenti lo stesso. La stessa cosa, Malani non ho visto per niente, per case, non ho mai visto che vanno neanche a rubare. Non hanno creato problemi? Per niente, no. Fortunatamente disagi ne abbiamo avuto ben poco. C'è stato solo quella volta del blocco stradale. È chiaro che ci siamo sentiti un po' a disagio, ma al resto è andato, diciamo così, non possiamo dire nulla, cioè, da noi era nella normalità, nessuno faceva niente di strano. È chiaro che avendo queste persone, cioè questa gente così, in un'entità abbastanza importante, si aveva tipo come una cappa sopra di qualcosa che non eravamo abituati a avere. Diciamo così, pensavamo, ci auguravamo tutti quanti di trovare la soluzione migliore, credo che questa forse sia la soluzione migliore. Certo che se pensavano di poter fare integrazione con 1500 persone, con paesi di 190, credo che non ci fosse possibilità. La cronaca, orrore a Chirignago, un 74enne è stato arrestato con l'accusa di violenza su minori. È stato condannato per avere ripetutamente abusato di 2 minori quando queste venivano affidate dalle rispettive madri alla moglie che svolgeva attività di babysitting e ieri i carabinieri di Spinea hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare disposta dal Tribunale di Venezia. In carcere per violenza sessuale aggravata e continuata e atti sessuali con minori è finito un pensionato 74enne di Chirignago. L'anziano è stato smascherato dalle sue stesse vittime che in audizione protetta hanno raccontato quanto avveniva tra le mura di quella abitazione, costrette a atti sessuali di vario genere e poi con minacce e pressioni psicologiche al silenzio. È stata una segnalazione allarme presentata dalla dirigente scolastica di una scuola elementare di Mestre a fare scattare le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Venezia. Alla maestra una delle 2 bambine, oggi rispettivamente di 11 e 13 anni, aveva confidato di subire abusi sessuali da parte del marito della propria babysitter quando quest'ultima si assentava. Accuse confermate anche da alcuni testimoni sentiti durante l'attività investigativa e nella fase processuale. Oltre alla pena detentiva, l'anziano è stato interdetto dai pubblici uffici. L'arresto del pedofilo conclude le indagini dei carabinieri svolte in un quadro di accertamenti delicati durante i quali è stata massima l'attenzione volta a preservare le giovanissime vittime da ulteriori condizionamenti o traumi. Incendio nella notte al Lido di Venezia, distrutte 15 capanne, si sospetta il dolo. Fiamme al Lido di Venezia, un incendio questa notte ha distrutto 15 cabine di uno stabilimento balneare in via Klinger al Lido. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4 del mattino con diverse squadre. In un paio d'ore hanno domato l'incendio che ha devastato le strutture in legno adibite a depositi e spogliatoi. Le cause del rogo non sono ancora state chiarite. Dai primi sopralluoghi effettuati dai tecnici dei vigili del fuoco e dalla polizia non è escluso che l'incendio sia di matrice dolosa.
Tragedia a Portogruaro, dove un uomo è caduto da 15 metri d'altezza, per lui non c'è stato nulla da fare. Erano le 12 circa quando un 45enne di Ceggia è caduto da un palazzo di Viale Trieste a Portogruaro. Un salto di 15 metri di altezza terminato sul tetto di una casa vicina, sfondato dalla vittima. Sul posto sono giunti in breve i sanitari del 118 e i carabinieri. Le operazioni di recupero del corpo però sono state particolarmente complesse. L'uomo nell'impatto ha letteralmente sfondato il tetto, rimanendovi incastrato. Al vaglio la dinamica dell'accaduto e tra le ipotesi non si esclude possa essersi trattato di suicidio. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Parliamo ora di sicurezza sui luoghi di lavoro, perché un presidio contro la carenza di organico dello Spisal dell'ULSS 3 è andato in scena oggi davanti all'ospedale All'Angelo di Mestre. L'implementazione degli organici degli Spisal è uno dei punti cardine attorno a cui ruota il piano strategico regionale 2018-2020 per prevenire infortuni e malattie professionali in Veneto. 30 operatori in più negli Spisal per rafforzare il lavoro di prevenzione e aumentare i controlli ispettivi nelle aziende del Veneto. Peccato che quel piano, siglato lo scorso luglio a Palazzo Balbi, a 2 mesi dal tragico incidente alle acciaierie venete di Padova, finora sia rimasto solo sulla carta. Le rassicurazioni non ci bastano più, dice il segretario provinciale di Funzione Pubblica CGIL Venezia. Siamo qui oggi con i tecnici della prevenzione del personale dello Spisal per l'avvertenza che abbiamo in corso con l'ULSS 3 Serenissima. L'avvertenza è fondamentale sulla carenza di organico che c'è oggi allo Spisal dell'ULSS 3 Serenissima. Noi 1 anno e mezzo che chiediamo all'azienda di assumere tecnici della prevenzione per coprire la carenza di organico. E per rafforzare la richiesta il sindacato ha bussato alla porta della prefettura, ma ad oggi non ci sono novità. La CGIL chiede più assunzioni, un'organizzazione del lavoro funzionale, maggiore autonomia professionale e denuncia la mancata pubblicazione del bando del concorso unico regionale per 30 tecnici della prevenzione. Noi abbiamo oggi 16 tecnici solamente per questa area che va da Chioggia, Dolo, Milano, Venezia, Mestre e Lido. Noi vogliamo aumentare questo organico per un semplice motivo: noi non siamo più disponibili a sostenere che ci siano morti sul lavoro. Lo striscione dietro di me dice basta morti sul lavoro. Perciò il presidio organizzato davanti alla sede dell'ospedale dell'Angelo a Mestre, discreto e pacifico, ha voluto lanciare un messaggio di preoccupazione anche all'ULSS 3, controparte nell'avvertenza che la vede contrapposta al sindacato per la presunta mancata applicazione del contratto ai lavoratori impegnati a far rispettare le regole della sicurezza nei luoghi di lavoro. Regali di Natale dei soci devoluti ad un progetto per insegnare ai bambini qualcosa che oggi spesso non imparano più: il gioco. Sentiamo. Il controvalore dei regali di Natale destinati ai soci devoluto ai bambini delle scuole materne paritarie delle province di Treviso, Venezia e Pordenone. L'iniziativa è di Banca della Marca, che ha messo a disposizione delle scuole fino a 134.000 euro per finanziare progetti di superamento delle difficoltà di apprendimento e comportamentali dei bambini in età prescolare. Tutti i bambini vanno bene è il nome del progetto, ideato in collaborazione con FISM e ULSS 2 con l'obiettivo di trattare i casi più problematici. Abbiamo colto un'esigenza del territorio e l'idea si è formalizzata con questo bando verso le scuole paritarie che vanno a cogliere il bisogno del nostro tessuto, in quanto si necessita una maggiore attenzione nella crescita dei nostri ragazzi. Quindi è un progetto ambizioso, un progetto che mette anche delle disponibilità importanti. Crediamo che queste verranno completamente assorbite, perché la nostra esperienza di Banca del Territorio ci dice che il nostro territorio chiede molto, perché il nostro tessuto ha bisogno di crescita. I bambini di oggi spesso non sanno giocare. Se un tempo imparavano in famiglia, in campagna, nei cortili condominiali, nella società di oggi questo non accade, con ricadute anche serie per il futuro. Mettersi nei panni degli altri, che ha dei limiti, non vuol dire farlo sempre, comunque e dovunque, ma ad avere una capacità di giudizio per capire fino a che punto mi devo mettere nei panni dell'altro e quando poi invece mi devo difendere o aiutare qualcun altro a essere difeso, sono schemi primitivi che si imparano giocando nei primi anni di vita.
Il progetto del distretto di Asolo sarà dunque mutuato altrove, le scuole non devono far altro che accedere al bando, c'è ancora un mese di tempo per fare richiesta. Inutile dire che ogni contributo è ben accetto, le materne paritarie dal punto di vista economico sono in perenne sofferenza, anche se qualcosa sta finalmente cambiando. Devo dire che qualche spiraglio si sta aprendo, nel senso che la Regione, in un dialogo estenuante che la FISMA ha instaurato, la Regione sembra voler erogare qualcosina di più. Ecco, alcuni comuni sembrano più attenti alle richieste delle nostre scuole. Ed ora la nostra rubrica dedicata ai presepi, questa sera andiamo a Spinea. Da Assisi a Cracovia, Roma, Betlemme, Napoli e ora lo splendido presepe di Tesero è arrivato a Spinea. È veramente un'opera d'arte e questo è il risultato di almeno 7 anni di rapporti con l'Associazione Amici del Presepe di Tesero. Per metterlo in piedi in tutto ci sono volute 6 persone dell'Associazione Amici del Presepe di Tesero e più una ventina di volontari che hanno lavorato giorno e notte per 4 giorni. Dal 1965 l'opera si è arricchita e modificata per raccontare il grande mistero della Natività, riscuotendo sempre grande successo e ammirazione per la ricchezza dei dettagli e la profondità umana che emana. Le figure infatti sono a grandezza naturale e realizzate in legno scolpito, vestite con abiti medio orientali della Natività, con contorno di personaggi che indossano abbigliamento tipico dei paesi dolomitici fiemmesi di metà Novecento. Un'installazione importante in un momento in cui troppo spesso il presepe viene messo in discussione. Io sono del parere che il presepe non va né imposto né vietato. Il presepe è qui di fronte al municipio per dire che questa è una tradizione, ma è una tradizione che va vista guardando con fiducia e senza paura al futuro. Quindi deve essere un messaggio di pace, di speranza e che sul serio si possa vedere la luce rispetto a tante tenebre che ci sono in questo momento e in questi anni. All'inaugurazione ha preso parte anche la comunità islamica, con cui, dichiara il sindaco, c'è un'ottima collaborazione e che non ha nulla contro il presepe. Che è una tradizione che deve essere mantenuta, che Gesù è un profeta, hanno un'impostazione diversa dalla nostra, ma sicuramente hanno dato un messaggio di condivisione e un invito forte al rispetto. E dopo i nostri telegiornali torna come sempre 20:10, questa sera si parlerà di manovra con Cristian Ferrari della CGIL. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio in chiusura alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Giornata piuttosto grigia sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di venerdì 21 dicembre. Sul Veneto al mattino avremo nubi basse, foschie e nebbie sulle pianure e sulle vallate, spesso fitte e persistenti anche per tutto l'arco della giornata, senza precipitazioni degne di nota. Sarà più soleggiato invece sui settori montuosi. Temperature fredde con minime tra -2 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 2 e 3 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con il cielo che si presenterà in prevalenza grigio e coperto a causa della presenza di nebbie, anche fitte, possibili un po' su tutti i settori e talvolta anche resistenti durante la giornata. Temperature minime tra -1 e 6 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 3 e 8 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Qualche nebbia potrà riguardare al mattino le vallate alpine meridionali, ma si risolverà presto. Sul resto della regione invece sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -4 e 0 gradi, massime comprese invece tra 3 e 7 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.